personale, anche del sindaco e dell'amministrazione comunale. E questo un po' vuol dire la fascia che oggi indosso, perché mi piace dire che la città che vi saluta è la città che vi ringrazia per questa riflessione che ci offrite. Come è stato detto, quando mi è stato proposto questo progetto, ho detto senza esitazione, anche se in realtà l'assessorato è l'assessorato alla cultura, quello che si occupa delle nostre. Ma credo che alla fine il lavoro di coordinamento dei centrali assessorati nella nostra città stia portando ad una serie di risultati molto importanti. Il titolo di questa mostra, questa è la mia città, può avere molti accenti. Questa è la mia città o questa è la mia città. Mia città che pone l'accento sul senso di appartenenza e sul fatto che siamo tutti cittadini e tutti dobbiamo essere messi nelle stesse condizioni. Passando davanti a queste immagini mi sono ricordata qualche anno fa quando cercavo di entrare in Postra con il mio bambino. Vi assicuro che era una fatica fisica sollevare il passeggino ed entrare. Cosa voglio dire? Che sicuramente il mondo della disabilità ci illumina in un modo particolare la realtà, ma è una realtà che se riusciamo a migliorare sarà migliore per tutti noi. E non è una frase retorica quella che dico, ma è la realtà che vediamo ogni giorno. Lo scivolo su piazza San Giacomo, altre postazioni mobili che nel tempo sono state messe nella nostra città hanno reso migliore l'accessibilità di quei luoghi a tutti i cittadini, anche se nato forse da un'esigenza particolare. Ecco che allora questa è la mia città diventa l'accento. Un po' di orgoglio per il 50% che è stato fatto, un po' di sprono per quanto riguarda il 50% ancora da fare. Ma credo che momenti come questi siano momenti che ci aiutano, appunto, da un lato a prendere coscienza che si può fare, perché molto spesso l'idea che soprattutto una città storica possa porre dei vincoli e delle barriere tali all'immodificabilità dell'accessibilità. Gli esempi che vediamo ci mostrano che è possibile e soprattutto che abbiamo ancora del lavoro da fare. Quindi io vi ringrazio ancora perché ci state offrendo un punto di vista che ci permette di essere tutti più attenti a come potrebbe essere migliore il nostro modo di percorrere la città. Come è stato detto prima, è un momento particolare, abbiamo adottato un nuovo piano regolatore, lo spazio aperto e i luoghi di aggregazione sono uno degli elementi caratterizzanti di questa nostra riflessione e sicuramente il fatto che questi siano pensati come luoghi per tutti è il principio fondamentale proprio per rimarcare la grande parola d'ordine, ovvero che siamo tutti cittadini e questa è la nostra città. Grazie.